Giovanni Descalzo, qui in una foto giovanile, nasce a Sestri Levante nel 1902, da Giobatta, muratore, e da Benedetta Chiappe, di origine contadine. A 2 anni resta orfano di padre, morto in conseguenza di un incidente di lavoro, e sin da bambino conosce i sacrifici di una difficile situazione familiare, che si aggraverà quando a 20 anni scomparirà anche la madre, ed egli, unico maschio, dovrà provvedere anche alle sorelle Attilia, Erminia e Giulia. Giovanni intanto frequenta la scuola elementare non troppo regolarmente, dovendo alternare lo studio al lavoro nei campi o sulle barche, dove di tanto in tanto si imbarca per aiutare i pescatori. Più tardi inizia a lavorare come garzone in una cartoleria e poi in una tipografia, dove, conseguita intanto nel 1916 la licenza elementare, comincia ad appassionarsi alla lettura, con la certezza di potersi facilmente procurare i libri. Da qualche tempo, infatti, Descalzo ha scoperto questo mondo sconosciuto, che in breve lo porta a formarsi una sua cultura letteraria da autodidatta, frutto di letture tanto generose quanto disordinate. Le esalazioni di piombo della tipografia inducono Descalzo a rinunciare a quel lavoro. Più tardi ottiene un impiego provvisorio all'ufficio postale di Sestri Levante e per arrotondare il magro stipendio, nelle ore serali si occupa come operatore cinematografico in una sala della sua cittadina. Il sempre più scarso tempo libero è dedicato ancora alla lettura e adesso anche ai primi tentativi di scrittura, prevalentemente in versi o destati dalla suggestione dei grandi autori appena conosciuti e dalle sensazioni per alcune esperienze vissute, come soprattutto per la morte della madre. Alcuni letterati, che trascorrono le vacanze estive a Sestri Levante, danno a Descalzo giudizi positivi e incoraggianti sui suoi primi componimenti, ed egli si impegna allora con sempre maggiore consapevolezza. Ed entrato in confidenza con quei suoi primi esperti lettori, comincia a pensare alla letteratura come a una possibile evasione da una realtà misera e alienante. Nel 1925 è assunto come operaio alla tubifera di Sestri Levante, l'attuale FIT, e tale qualifica conserverà anche in seguito, pur essendo destinato per la sua istruzione a mansioni impiegatizie. Nel 1928 Descalzo pubblica i suoi primi scritti, un racconto e alcune liriche, su periodici letterari di provincia, e l'anno seguente uno dei lettori estivi dei suoi versi giovanili, Giacomo Prampolini, gli dedica un ampio articolo sulla prestigiosa Italia letteraria. Stimolato da questi incoraggiamenti, si appresta a pubblicare il suo primo libro di poesie. Nell'estate del 1929 Descalzo fa ricorso alla propria esperienza di tipografo e con le proprie mani stampa un volumetto che comprende un suo breve poema in endecasillabi, di argomento campestre, intitolato Ulicine. La curiosità per la singolare figura dell'autore, cui viene subito attribuita la definizione di operaio autodidatta, e la fattura indubbiamente apprezzabile dei versi attirano attenzioni, simpatia e consensi su Descalzo e Ulicine. Del poemetto viene apprezzata la freschezza e la sensibilità nella descrizione del mondo naturale e delle tradizioni popolari, come nei versi ispirati al geranio malato. Sulla finestra che mirava i colli, v'era l'ulivo appeso contro i fulmini, l'uovo dell'ascensione per i tuoni e la grasta ove a stento verzicava un solitario geranio malato. Era la mia sorella, quella pianta, che in poca terra viveva soletta. Subiva le intemperie e il sole torrido, aveva scarso alimento di linfe, ma i fermenti che recan le stagioni destavan nel suo cesto nuove febbri, onde fioriva anch'essa. Era il suo fiore piccolo, esangue, di poco profumo, ma era l'unico dono di una vita e nessuno sostava a contemplarlo.
Gli echi leopardiani e ancor più pascoliani di questi versi non riducono l'impronta limpida della poesia di Descalzo, che in breve si conquista la stima di importanti esponenti del mondo letterario e giornalistico. Umberto Fracchia lo invita a collaborare all'Italia letteraria, con versi e schede su libri di argomento marinaro. Giorgio Pini, direttore del Giornale di Genova, pubblica con sempre maggiore frequenza racconti di Descalzo e Adriano Grande, presenta ai lettori di Circoli una scelta di passi di Uligine. Intanto, dopo aver tentato inutilmente di intraprendere la carriera di navigante, nel 1930, Descalzo viene assunto nel 1933 al municipio di Sestri Levante come archivista apprendista. Questo lavoro, certo non troppo gratificante intellettualmente, gli consente una maggiore libertà e disponibilità di tempo, e ciò spiega perché Descalzo lo conserverà sempre, sebbene privo di ogni sensibilità di miglioramento e di carriera, non possedendo lo scrittore altro titolo di studio che la licenza elementare. E proprio tenendo conto delle sue responsabilità, anche economiche, verso le 3 sorelle, Descalzo accetta volentieri le proposte di collaborazioni giornalistiche, procurategli dalla buona accoglienza dei suoi racconti di mare. In breve, la sua firma compare su numerosi quotidiani e settimanali letterari e nel 1933 egli raccoglie nel volume Sotto coperta una serie di sue prose ispirate da viaggi nel Mediterraneo. Il libro, apprezzabile per la vivacità descrittiva, che non ha nulla di letterario e di artefatto, sfiora la vittoria finale al prestigioso premio letterario Bagutta. Il preponderante impegno giornalistico e narrativo distoglie un poco Descalzo dalla poesia, che tuttavia non abbandona, ed anzi, raccogliendo suoi versi scritti qualche anno addietro, sempre nel 1933 pubblica la silloge Risacca, caratterizzata da componimenti dalla struttura più moderna e agile rispetto alla compattezza tradizionale di Uligine. La stessa rinuncia all'endecasillabo indica la volontà di Descalzo di dar vita ad una versificazione più libera e volta ad esprimere brevi emozioni, più che articolate rappresentazioni di paesaggio o di stati d'animo. Tra i numerosi lettori e recensori di Risacca c'è anche Eugenio Montale. Secondo il suo costume, Montale non esprime un giudizio netto su Risacca, oscillando tra l'elogio e la riserva. Su 2 componimenti, però, dà un parere totalmente favorevole, per la sensibile atmosfera che li caratterizza. Ascoltiamo i Ricci. Impigliati in un cencio o raccolti nell'alga da mani sagaci, i ricci lasciavano il fondo colmando il cestello. Sdegnoso d'ogni cautela, un giovinetto calò tra quelli nereggianti sulla scogliera, risalì senza preda e le mani gli sanguinavano. Divenuto sempre più popolare, Descalzo amplia la sua attività giornalistica e, come inviato di quotidiani e riviste, compie alcuni viaggi nei 5 continenti, imbarcato su transatlantici italiani. Nel 1934 pubblica le prose liriche Interpretazioni, che risentono dei truccioli di sbarbaro, pur conservando la freschezza spontanea tipica degli scritti di Descalzo. E nel 1937 esce il suo primo romanzo, Esclusi, a compimento di una stesura preparata in diversi anni. Le accoglienze della critica sono contraddittorie e ai favori di numerosi qualificati lettori che apprezzano la rappresentazione scarna della miseria in cui si dibattono senza uscita i protagonisti del romanzo, si oppone il parere fortemente negativo di un critico di grande prestigio, Giacomo De Benedetti, che, un po' prevenuto verso Descalzo, lo accusa di aver disegnato un quadro di maniera dietro l'apparente naturalezza crudemente descritta. Accoglienze meno controverse accompagnano invece l'uscita dei meno impegnativi libri seguenti di Descalzo: La terra dei fossili viventi del 1938, Scogliere del 1940 e Ai 4 venti del 1943. In essi l'autore ha raccolto i resoconti dei suoi viaggi transoceanici e la vivacità della sua prosa.
ravvivata da aneddoti e ritratti di singolari personaggi condotti con grande umanità. Garantisce il successo di questi libri. Accanto ad essi, però, Descalzo pubblica nel 1938 anche una breve silloge, Paese e mito, che ripropone la dimensione poetica e più sentita dello scrittore sestrese, interprete sensibile del suo ambiente marinaro. Amo la povertà della mia terra, umile, innanzi al mare che l'avvolge, con l'aspra vita dei figli partenti ogni giorno, coi remi e con la vela. Varia d'alghe è la vita, mutevole e nuda la chiostra dell'erme scogliere in cui pendono radici di pinastri e ciuffi d'eriche, scabre d'antiche mura e il campanile roso ove s'aduna a mattutino un concerto di passeri. Giornalista e scrittore di libri di viaggi, affermato e romanziere discusso, ma comunque noto, Descalzo vede invece malinconicamente passare pressoché inosservato questo volumetto, non meno ricco di autentici e vivi accenti di poesia rispetto a quello che una decina di anni prima ha segnato il suo fortunato esordio nel campo della letteratura. Ormai, sistemate le sorelle e conquistata finalmente una più tranquilla posizione economica, Descalzo può ora pensare a formarsi una famiglia. Nell'estate del 1939 sposa Adriana Franzoia, un'insegnante di Chiavari. Siamo però alla vigilia della guerra, che lascerà gravi ferite nell'animo dello scrittore. Nel gennaio del 1944 nasce la figlia Maria Rita Benedetta, che nel maggio dello stesso anno muore a Chiavari vittima di un bombardamento. Questa tragica esperienza acuisce la sensibilità dello scrittore per il mondo dei più giovani e determina in lui un più costante impegno nella narrativa per ragazzi, che, avviato nel 1943 con Al lungo corso, uscito tra mille difficoltà, dopo che la censura fascista aveva fatto sopprimere alcuni episodi ritenuti diseducativi, lo vede pubblicare nel giro di pochi anni alcuni volumi di grande successo. In coperta del 1944, Bacigà il Mozzo del 1946, Su due oceani del 1948 e Buba Scala, il nemico dei negrieri del 1951. Fortunato scrittore per ragazzi, Descalzo riprende in mano nel dopoguerra un suo libro autobiografico, intitolato Tutti i giorni, rimasto fino ad allora inedito. Lo rielabora a lungo e finalmente nel 1950 il volume viene pubblicato con rinnovato interesse di lettori e critici, per Descalzo questo singolare personaggio del mondo letterario italiano. E anche questa volta sfiora l'affermazione al premio Bagutta. Ripresa dopo la dolorosa parentesi della guerra, l'intensa attività giornalistica e quella di narratore, Descalzo torna di tanto in tanto alla poesia. Nel 1947 raccoglie in una preziosa silloge, stampata a mano dall'amico Eugenio Raffo, un gruppo di componimenti scritti tra il 1928 ed il 1942, sotto il titolo di Variazioni, ancora ispirati dalla sensibile partecipazione al mondo del borgo marinaro. Campanella dei Cappuccini, quanti richiami nel giorno. Chi intorno alla baia rammenda le reti si segna se chiami a preghiera. Tu solo ignori da quali cammini ti svegli, da quali rammendi distogli i fogli su cui distendi le trame dei tuoi pensieri. Esortato ad un rinnovato e maggiore impegno poetico da alcune importanti personalità dell'ambiente culturale italiano, tra i quali il suo vecchio estimatore Giovanni Papini, Descalzo torna a rielaborare un nutrito gruppo di liriche composte negli anni 30 e le organizza in una organica raccolta intitolata In riva. Ancora impegnato in questo progetto e nel pieno della sua attività di narratore e giornalista, Descalzo muore improvvisamente a Sestri Levante nel 1951.
L'ammirazione duratura per questo scrittore, che ha raccontato con schiettezza e sincerità aspetti molteplici della vita difficile, imparata non dai libri, ma dalla sua diretta esperienza, è testimoniata dal costante interesse critico ed editoriale nei suoi riguardi. Nel 1952 è stampata la raccolta antologica di suoi versi Risacca e nel 1979 l'altra silloge Velami il sole. Nel 1953 vengono pubblicati i racconti lunghi inediti Le braie e Il sapore del mare, mentre nel 1981 è ristampato il romanzo Esclusi. L'inedita raccolta di versi In riva viene pubblicata nel 1980 e rende nota la più matura poesia di Descalzo, qui non solo sensibile interprete di una realtà di paesaggio, ma anche attento a cogliere delicate oscillazioni psicologiche, come nella lirica seguente. Giovinetto bosco di pini, la resina lacrima dai tronchi gracili e il vento mormora tra gli aghi pendoli. Sull'erica nana beviamo il polline amaro che l'aria sfarina. S'apre la luce fra giovani archi e oscilla tra i rami il riverbero bianco del mare.